Stiamo vivendo il tempo dell'Avvento, il tempo dell'attesa, il tempo della speranza, anche il tempo della gioia. Una mattina, all'inizio del mese di novembre, percorrendo le vie della città, ho scoperto che era già Natale e mi sono detto: ma come? Non è ancora iniziato il tempo dell'Avvento e già mi dicono che è Natale? Me lo dicevano le luci, me lo dicevano le vetrine dei negozi agghindati a festa, le nenie natalizie che si sentivano per le strade e anche attraverso la radio dell'automobile. Ci hanno tolto il tempo dell'attesa, ci hanno tolto la bellezza dell'aspettare qualcuno che viene. Quanta gioia nell'aspettare un amico, quanta speranza nel pensare ai momenti belli che si trascorreranno con lui. L'attesa è una dimensione propria dell'uomo. Ce la portiamo dentro, come qualcosa di naturale. L'uomo cerca, l'uomo attende. E allora dobbiamo riappropriarci di questo tempo dell'Avvento. Non dobbiamo bruciare i tempi. Dobbiamo fare in modo di riappropriarci del nostro tempo per dargli un senso. E allora, quando arriverà davvero il Natale del Signore, sarà festa grande, perché quel qualcuno si chiamerà Gesù.